non sciccare giù, ma tanto saporito. Una ricca produzione artistica che fa della musica dialettale siciliana una musica colta. Tradizione, nostalgia, amore per la terra natia, raffinata comicità ed estro artistico con creatività annessa da vendere sono solo alcuni degli elementi che compongono la musica di un duo insolito che porta lustro alla nostra isola. Si tratta dei fratelli musicisti Calandra e Calandra, cantautori siciliani dalle mille risorse, persone solari ed artisti unici nel loro genere di fare musica. Davvero buona musica. Maurizio e Giuseppe vagano con il loro talento, cantando e suonando la chitarra, sono artisti come se ne vedono pochi i nostri giorni. In un connubio di arte e musica, il loro progetto nasce alla fine del 2009 quando, attratti dalle sonorità della musica folk e popolare siciliana, iniziano a rielaborare i brani appartenenti alla tradizione musicale siciliana. Diverse le loro esperienze musicali, ma è nell'anno 2010 che in maniera definitiva scelgono di accostarsi alla musica tipica della loro terra, rivisitandola in chiave moderna. Questo loro modo di proporre una musica antica con i tratti del moderno raccoglie i consensi della critica e del pubblico sempre più crescente e numeroso. Partecipano a numerosi eventi a carattere internazionale, tra l'altro anche con esibizioni in Nord e Sud America, e certi del valore anche promozionale in chiave culturale e turistica della loro proposta artistica, negli ultimi anni riescono a produrre numerosi videoclip, soprattutto ispirati ai loro inediti, con risultati sorprendenti. Più di 11 milioni di visualizzazioni del loro canale YouTube, metà delle quali fatte all'estero, e decine di premi vinti su tutto il territorio nazionale. Tra le recenti produzioni ricordiamo Siciliano tipo strano o Tu sì la terra mia. Di recente sono stati ospiti su Rai 3 al programma La Dedica, condotto da Pino Aprile per la regia di Fabrizio Berruti e Raffaele Festa Campanile. Un'altra produzione Non violura, videoclip prodotto da Ottica Focus di Calogero Corbo e dal siculo americano Fortunato Fred Nicotra, in collaborazione con l'Associazione Musicale e Culturale Sicilia In. Come già evidenziato, le loro canzoni viaggiano sempre in compagnia dei contesti narrati. Non sono videoclip comuni quelli che propongono, bellissimi scenari, curati alla perfezione nei minimi dettagli, in contesti che dipingono ambientazioni a volte surreali, a volte realistici e legati ai ricordi dei film più belli che hanno accompagnato la storia del cinema. Mi spicchio la semenza, ne posso fare senza, ogni tanto malatio se mi scappa la pazienza. Siciliano di Posciano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e comincia a da capo. Un esempio è dato dalla loro ultima produzione dal titolo Ammutta Ammutta Tour 2022. Lo spettacolo è il risultato di 10 anni di lavoro nel corso dei quali Calandra e Calandra hanno arricchito la loro produzione musicale non soltanto grazie all'inserimento di intramontabili brani della cultura siciliana arrangiati in chiave moderna, ma soprattutto dei loro brani inediti arricchiti da videoclip che invitano ad un tuffo nel passato. Il brano Ammutta hanno affermato i fratelli Calandra nell'intervista è stato scritto per il Carnevale di Alcamo. Con questo nuovo video abbiamo voluto rendere un omaggio al cinema spaghetti western di Sergio Leone ed Ennio Morricone, che noi abbiamo ribattezzato ironicamente in Maccheroni Western.